Siamo con il sindaco di Bivona, Milko Cinà, che ci vuole dire sulle ultime novità in merito alla viabilità del Monti Sicani. Allora, assieme ad altri 11 sindaci abbiamo scritto al Presidente Crocetta per attivarsi immediatamente al fine di sbloccare delle somme che sono già da tanto tempo ferme alle infrastrutture e che consentono al libero consorzio di poter fare le gare d'appalto per intervenire su alcune strade che sono strategiche. Devo dire che abbiamo ricevuto una lettera e siamo stati convocati per martedì dal dottore Bellomo, direttore generale delle infrastrutture, e siamo fiduciosi che si possano sbloccare e quindi firmare questi decreti al fine di far attivare immediatamente il libero consorzio. Ringrazio il dottore Marino perché ci ha detto che si attiverà immediatamente nell'andare a fare le gare d'appalto, e soprattutto riguardano la strada Bivona-Ribera, riguardano la Santo Stefano Cammarata e il Bivio Tumarrano, perché per noi diventa un fatto strategico per uscire da una marginazione territoriale. Logicamente la nostra battaglia non si ferma qua, noi manterremo alta quella che è l'attenzione sia del nuovo governo regionale e di quello nazionale su un territorio che ha grande potenzialità ma che vive un grande limite, che è quello di avere una viabilità che è fatiscente.